Bentrovati, eccoci all'appuntamento con l'angolo sportivo www.venetoglobe.com, la nostra web tv, trovate tutti i nostri servizi, tutto il nostro parlare, tutti i nostri reportage in versione e in modalità on demand, mentre ci potete vedere sul digitale terrestre ogni giorno intorno alle 19:40, poi in replica in serata, in nottata e naturalmente sul canale 95 per le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e in questo caso di Caffè TV 24. Vi ricordo che Caffè TV 24 è un emittente che si vede in tutto il nord Italia. E allora adesso subito con le principali notizie sportive. Potevamo non cominciare con il calcio e con la Champions? Guardate le mani sui capelli, pochi per la precisione, di Spalletti, perché la Champions che voleva con l'Italia appunto che cercava il poker agli ottavi vede per il momento due squadre eliminate. Spalletti e la sua Inter hanno pareggiato con il PSV, però sono stati eliminati. Ancelotti e il suo Napoli perdono 1-0 a Liverpool, stasera anche loro vengono eliminati. Stasera tocca alla Juventus che affronta a Berna lo Young Boys, mentre la Roma in prima serata affronta il Pilsen, quindi vedremo come continuerà il cammino di queste due squadre. Per quanto riguarda la Serie A, sempre Juventus davanti a tutti, 43 punti, insegue Napoli a 35, Inter 29, Milan 26, adesso Napoli e Inter si concentreranno decisamente sul campionato. In Serie B invece abbiamo un turno cosiddetto a spezzatino perché tra venerdì, sabato, domenica e lunedì ci sono delle gare, delle partite importanti. Grande sfida poi tra l'altro lunedì tra Verona e Pescara, partitissima. Poi nel weekend Ascoli Cittadella, sempre per quanto riguarda le nostre venete, Crotone Venezia e riposa invece il Padova. Andiamo in Serie C, nel girone B si è andati di nuovo in campo ieri, questi sono stati i risultati. Il Lanerossi Vicenza incappa in una sconfitta a Gubbio contro il Gubbio per 2-0. Fermana batte Triestina 1-0, a Ravenna passa il Verona per 1-0, mentre si conferma leadership in testa alla classifica ancora una volta il Pordenone che liquida a Teramo il Teramo con il secco punteggio di 2-0. Si gioca anche in Serie D nella giornata odierna per quanto riguarda tutta la Serie D nazionale. Il girone C per noi è interessante perché c'è il Montebelluna, eccolo qui, un calcio Montebelluna che è ritornata sul mercato in cerca soprattutto di punte, ma è un Montebelluna che vuole portarsi a casa e tenersi in casa 3 punti importanti, quelli di oggi contro il Charlins Musane. Vedremo quello che succederà. Ci trasferiamo in eccellenza perché in eccellenza questi sono stati i risultati che abbiamo già ricordato nei giorni passati, con l'Eclisse Careni Pievigina che ha pareggiato contro l'Union QDP 1-1 nel sentitissimo derby del quartier del Piave. E allora, dopo aver ascoltato Stefano Della Bella, adesso è la volta di Paolo Fedato, allenatore del QDP. Sentiamolo. Mister, è uscito un 1-1, in questi casi si dice che non serve a nessuno dei due, però muove la classifica in ogni caso. Ci avete provato? Beh sì, sicuramente un pareggio è meglio di una sconfitta, una vittoria è meglio di un pareggio. No, abbiamo fatto un buon primo tempo, secondo me l'abbiamo preparata come è successo e ci siamo trovati a nostro agio il primo tempo. Poi ho visto un po' di calo e quel gol un po' a freddo dopo 3 minuti ci ha un po' tagliato le gambe, è venuto fuori il Careni e fino all'espulsione di Ianco diciamo che ha avuto il pallino del gioco in mano, insomma, quindi ha un po' legittimato l'1-1 e credo che alla fine il risultato sia giusto, insomma. Hai detto bene, un bel primo tempo, soprattutto con questi 10 minuti iniziali dove avete schiacciato l'acceleratore e tenuti là. Sì, siamo liberati un po' sui quinti, sugli esterni e abbiamo fatto un po' la partita là e siamo riusciti insomma a mettere un po' in difficoltà il Careni. Magari se riuscivamo a raddoppiare invece che farne uno solo, forse magari riuscivamo a portare a casa la partita al secondo tempo, visto che siamo calati, insomma, ma tutto sommato dai, pareggio giusto e siamo contenti, muoviamo un po' la classifica
Chiaro che adesso per noi è l'ultima del girone di andata e quindi dobbiamo portare a casa qualcosa di più di un punto, insomma. Con il senno di poi Jara nel secondo tempo allargava continuamente le braccia sulla tua fascia chiedendo palla, avete giocato più sulla destra, però ripeto, con il senno di poi sì, e poi da seduti è facile. Sì, no, vedevamo e abbiamo visto insomma che dovevamo allargare il gioco per riuscire a trovare il fondo, perché con le palle centrali anche su Vuk, spalle alla porta, avevano gioco facile i difensori, quindi necessariamente dovevamo andare fuori sulle fasce e purtroppo qualche volta un po' di frenesia, un po' di stanchezza e non ci siamo riusciti, insomma. Amen. Vale. Ecco, no, mi dispiace solo il gol così un po' a freddo, perché non è il primo che concediamo e dobbiamo sicuramente lavorarci su quelle palle inattive che passano in area e non attacchiamo la palla, insomma, difendiamo sull'uomo ma non attacchiamo la palla, mi dispiace, insomma. Questo era Paolo Fedato, tecnico del QDP. Lasciamo l'eccellenza, anzi lasciamolo per un attimo soltanto, perché il Nervesa, che è squadra di eccellenza, con il suo tecnico Baldi, questa sera gioca al Gipoviani contro il Caldiero. Il match di ritorno vale il passaggio in finale per la Coppa Italia e quindi c'è anche tra l'altro un rafforzamento da parte del Nervesa con l'arrivo di Baggio davanti, che ha dato peso alle punte in questo caso. L'altra semifinale è Mestre Montecchio ed è stata posticipata a mercoledì 19. La finale si giocherà poi in campo neutro il 6 gennaio. Si gioca alle 18:30 al Gipoviani, questa sera a Nervesa della Battaglia. In promozione ci sono novità in casa Cornuda Crocetta, sì, ci sono novità perché è saltato il tecnico del Cornuda Crocetta dopo la sconfitta col Villorba per 3-2, cambio di allenatore, si è dimesso veramente Sandri e ora toccherà al tecnico della Juniores Frezza andare in panca contro il Prodeco Montello. Definitivamente abbandoniamo il calcio e adesso parliamo di basket. TVB, Basket Treviso contro Forlì, vittoria facile 84-52. Noi c'eravamo, le nostre telecamere pure, e allora andiamo sotto la curva con la nostra Valentina Dalmas, con lei c'è Amedeo Tessitori. Amedeo Tessitori, complimenti per la vittoria di oggi. Partiamo subito con una domanda della curva. Vogliono sapere, esaltati dalle tue stoppate, che quasi sono delle murate, se mi permetti il termine, del volley. Beh, uno fa quello che può, una volta che trovo lì per sicurezza vado con due mani, dato che non sono un grandissimo saltatore. Cosa ti aspetti dalla tua... vorresti continuare la tua esperienza alla nazionale? Beh, di sicuro qualsiasi giocatore penso che abbia un po' di ambizione vorrebbe continuare, io spero che mi richiamino e spero di dare un'altra mano, un altro contributo nella prossima finestra. Parliamo della vittoria di oggi, è assolutamente una vittoria meritata in campo, costruita con pazienza, avete dimostrato una grande intensità offensiva ma anche difensiva. Sì, i ragazzi sono stati veramente bravi e niente, non c'è da dire niente, oggi abbiamo messo una mentalità in campo, è quella che ci serve. Stiamo lavorando tutta la settimana fortissimo, quindi bene così. Complimenti anche al coach che ha saputo interpretare bene questa gara. Non era facile, sfidare tra le seconde in classifica attualmente non era facile. No, devo dire che il coach è bravissimo, ci sta conoscendo, ci sta trattando veramente come figli, quindi non si può dire niente. Un vero lusso per questa categoria, tanti tifosi lo dicono. Come, scusa? Un vero lusso per questa categoria, avere un coach di questo calibro, i tifosi lo dicono. Sì, assolutamente sì, è un coach di Serie A, quindi noi possiamo imparare veramente tantissimo da lui, soprattutto la mentalità. E tu puoi imparare sicuramente qualcosa anche dall'esperienza nazionale, vero? Sì, l'esperienza nazionale mi aiuta molto a confrontarmi con giocatori di Serie A, quindi posso imparare e conoscere cose nuove, quindi va bene così. Bocca al lupo per la prossima. Grazie.
Questo Tessitori, che naturalmente è un gran bel giocatore, nazionale tra l'altro. Ci sono buone notizie anche per Tomassini, per cui aveva la paura di un ritorno di qualche malanno al crociato appena operato. Fortunatamente invece soltanto una distorsione per lui, quindi il rientro in squadra, il rientro in roster e la possibilità di giocare slitta di qualche cosina, ma l'importante è che slitti il fatto che non ci siano grossi problemi per il ginocchio di Tomassini, quindi in bocca al lupo. Il Ponzano Basket, andiamo a vedere quello che è successo. Serie A2 femminile al Palacicogna, sabato sera ha vinto contro Carugate 76-62, era adesso l'ultima partita in pratica di fronte al pubblico amico, perché si ritroverà a gennaio circa il Palacicogna con Ponzano, ma l'importante è raccogliere ancora punti magari in trasferta, magari già dalle prossime settimane. La Rucker Sambe, domani poi parleremo per quanto riguarda Ponzano, parleremo con il tecnico di Carugate per sentire com'è andata questa partita. La Rucker Sambe invece ha perso a Padova nel derby veneto per 76-67 e attende adesso al Palasystem di Saccon di San Vendemiano il Vicenza per ritornare prepotentemente alla vittoria. Ieri ci eravamo lasciati sulla Serie B femminile, nella Serie C Gold e Silver, mancava l'appuntamento la Serie D, vediamo le trevigiane come si sono comportate. Feltre batte Revolution Castelfranco 62-61, Pieve di Soligo batte Fiamma Venezia 81-64, Olimpia Sile batte Paese a Paese 70-67, Litorale Nord batte Valdobbiadene 84-74, Nervesa della Battaglia batte Spinea 62-61 e Riviera Fossò batte Mansuè 78-78-75-75. Passiamo alla Benetton Rugby per vedere nuovamente quello che è stata la grande partita di sabato contro gli Harlequins. La formazione della Benetton vola in quel di Londra per affrontare ancora gli Harlequins nel match di ritorno per la Challenge Cup. È una Challenge Cup che vede la formazione trevigiana benissimo in posizione per spiccare il volo nel prossimo turno. Vedremo cosa uscirà a Londra contro gli Harlequins. Intanto godiamoci anche le parole di Abraham Stein ai nostri microfoni al termine della gara di sabato. È difficile rientrare così, tutti i nuovi giocatori che è stato via, quindi è stata una bella sfida e abbiamo fatto vedere che vogliamo vincere, vogliamo portare a casa questa partita, però c'è stato tanti falli, tanti piccoli errori e dobbiamo evitare questo. Sì, però noi dobbiamo evitare questo per noi. Pensavi di portarla a casa sul 21-21 così all'ultimo? Sì, certo, dobbiamo fidare sempre, dobbiamo avere fiducia su noi stessi, se non abbiamo su noi stessi chi può avere su di noi? È un po' lo spirito del rugby questo, no? Sì, certo. Il gruppo che paga, è un gruppo che ha pagato anche con questo bel look. Certo, questo è una cosa fuori rugby, diciamo, è una cosa di gruppo e ovviamente questo ha portato anche noi di essere più uniti oggi e abbiamo giocato anche per un bel motivo, quindi sì. Sì, dipende cosa facciamo noi, ovviamente. C'è ancora una dura strada avanti e dobbiamo portare altre partite a casa e speriamo bene, c'è un bel sfida. Piccoli passi ma importanti. Sì, piccoli passi come oggi e piano piano arriviamo. Ti lascio ai fan. Grazie, ciao. Grazie. Il terza linea Abraham Stein, grande partita la sua anche sabato e adesso appunto ci aspetta a Londra il ritorno con gli Harlequins. In settimana abbiamo parlato anche noi con Amerino Zatta di questo nuovo stadio, di questo nuovo Monigo, ci ritorneremo magari nelle prossime settimane per completare l'opera, completare il quadro. È tutto anche per oggi per quanto riguarda il nostro appuntamento di www.venetoglobe.com, la nostra web tv che vi aspetta in modalità on demand per scaricare tutti i servizi, mentre ci trovate qui sul canale 95 di Caffè TV 24 ogni sera alle 19:40 in replica intorno alla mezzanotte. A tutti voi buona giornata.